8 obiettivi, 8 strategie e 32 azioni per 110 interventi specifici, ma il piano regionale dei trasporti 2020-2030 del Veneto è anche un piano in fieri, nel quale sono stati lasciati margini per eventuali ritocchi. Il piano prevede tra l'altro il potenziamento delle linee ferroviarie e delle infrastrutture autostradali, oltre al potenziamento del trasporto pubblico locale sia su ferro che su gomma. Gli interventi che hanno già copertura finanziaria parliamo di 12 miliardi, quelli previsti nel piano sono 12 miliardi su 19, considerate che solo 5 miliardi di quelli che mancano parliamo di alta velocità, parliamo di terza corsia della A13, quindi di interventi importanti, però confidiamo che tra quello che è di competenza della Regione e quello che è di competenza dello Stato nei prossimi 10 anni questi investimenti ci saranno. Se è difficile immaginare come sarà il Veneto tra 10 anni, nel 2030, rimangono comunque dei punti fermi su cui basare il progetto della mobilità futura. Il Veneto è una regione di scambi e di turismo, quindi questo, per andare avanti su questa strada, che sicuramente sarà ancora percorsa nel 2030, bisogna risolvere il problema dei valichi alpini, in particolare il Brennero, e far entrare il Veneto a pieno titolo nella TAV, nell'alta velocità italiana. Bisogna completare le strade che già si stanno costruendo e soprattutto bisogna, cogliere appieno tutte le opportunità dell'innovazione tecnologica. Tra gli altri obiettivi c'è anche l'arrivo ad un biglietto unico regionale per rendere più facile l'accessibilità al trasporto pubblico, la pedemontana, il collegamento all'aeroporto di Venezia, che è fondamentale per le Olimpiadi del 2026. Ci sono delle priorità, vale a dire delle opere considerate strategiche delle quali non si può fare a meno? Guardi, allora, il Veneto vive di import ed export ed è una regione dove i traffici, soprattutto per le merci, hanno dei numeri veramente importanti. Da questo piano regionale dei trasporti emerge con tutta la sua forza che il Veneto deve essere connesso ai mercati europei, ai mercati internazionali, e l'infrastruttura più importante è sicuramente la TAV, cioè il Veneto è praticamente l'unica regione che non è connessa al sistema TAV.